paese come questo, dove la pressione fiscale sulle imprese arriva al 70%, lamentarsi che non ci siano più piccoli imprenditori, dove da parte di una politica, specialmente adesso di centro-sinistra, si tende sempre a demonizzare, a distruggere la piccola impresa. Non bastasse poi, perché ricordiamo che dal 2008 al 2013 in Veneto abbiamo perso 29.000 piccole e medie imprese, 29.000 non una. Adesso oltre alle imprese stanno tentando di distruggere anche le banche con la manovra che hanno fatto, e poi si inventano tante altre scuse, ma il fatto è che non sono riusciti a distruggere il Veneto con una pressione fiscale così alta, adesso vogliono portarci via anche le banche. Non lo so, un piccolo imprenditore come fa a dire apro un'impresa, sai, tanto pagherò solamente il 70% di tasse, quando andrò in banca a chiedere il credito non me lo daranno perché guardano il rating e magari non sono capitalizzato abbastanza, e adesso c'è qualcuno che si lamenta che non c'è nessuno che vuole fare l'imprenditore. Sembra la scoperta dell'acqua calda, una vera e propria sciocchezza, mi dispiace di definirla così, ma non vedo altre soluzioni a questa cosa qua. Cioè, questo non è uno Stato che incentiva il lavoro, questo è uno Stato che distrugge il lavoro.